Veneto è la prima regione d'Italia ad aver raggiunto la soglia di firme necessarie a portare in Consiglio regionale la proposta di legge regionale sul suicidio assistito. In poco più di 2 mesi, oltre 7.000 veneti hanno sottoscritto il testo elaborato dall'Associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. Un risultato ottenuto in meno della metà del tempo a disposizione. Partita il 4 febbraio, la campagna infatti avrebbe avuto 6 mesi di tempo per portare a termine la raccolta firme. La proposta di legge regionale vuole conferire certezza organizzativa a quello che è già un diritto acquisito. In Italia è già possibile, a certe condizioni, ottenere l'aiuto medico alla morte volontaria. Quello che manca sono procedure certe a livello regionale e tempi e scadenze certe perché un malato non debba essere costretto ad aspettare magari anni una risposta del sistema sanitario. Secondo una sentenza del 2019 della Corte Costituzionale che attualmente ha valore di legge e regolamenta il tema nel nostro Paese, le condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito sono essere affetti da una patologia irreversibile, subire sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, avere la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Ti voglio anche sottolineare come questa richiesta e questa battaglia sia assolutamente trasversale, da destra a sinistra, laici, cattolici, ogni tipo di persone troviamo a firmare al banchetto. Abbiamo ricevuto, devo dire, un grande segnale di attenzione, di disponibilità dal presidente Zaia, in particolare sul caso di Stefano Geller, del nostro attivista iscritto all'Associazione Luca Coscioni. Alle 7.000 firme raccolte ai banchetti nelle piazze del Veneto bisognerà aggiungere le firme raccolte presso i comuni e presso gli studi legali. La raccolta comunque proseguirà nei prossimi giorni per raggiungere una quota di sicurezza stimata attorno alle 7.700 firme.